Non si dà il tempo di vedere l'effetto delle misure sulla curva, che già si sta preparando un altro DPCM. E perché? Perché siamo in panico di nuovo. Cioè di nuovo la situazione è sfuggita di mano, non riusciamo a fare i tracciamenti. È così che l'immunologa Antonella Viola commenta la corsa ai ripari, una rincorsa al virus con misure che si susseguono a distanza di pochi giorni e che rappresenterebbero, a detta della direttrice scientifica dell'Istituto di Ricerca Pediatrica, una via di mezzo che scontenta e lascia perplessi. Non possiamo andare avanti così. Noi non abbiamo di fronte 2 mesi, abbiamo di fronte 7 mesi in cui le persone devono essere informate e preparate. Bisogna dire chiaramente qual è la situazione, bisogna magari programmarli i lockdown. In Irlanda li hanno programmati. Allora, se dobbiamo decidere di programmarli, avvisiamo, facciamo 2 mesi di vita normale e poi 15 giorni di lockdown. Lo sappiamo tutti, ci organizziamo, si organizzano i negozianti. Per esempio, un'ipotesi, oppure se dobbiamo intervenire con delle misure drastiche, interveniamo da subito in modo che facciamo una cosa molto mirata e piccola e poi si può ritornare alla vita normale. Così è una tortura continua, anche psicologica. L'aumento dei contagi lascia serpeggiare un'ipotesi, quella dell'adozione di un lockdown soft sulle orme della Francia, in cui attività essenziali, scuole e parte dell'attività lavorativa resterebbero aperte. La cosa più giusta sarebbe stato fare un qualcosa del genere prima, cioè come sta facendo la Germania, che in una situazione non grave ancora, però di chiara crescita, ha deciso di intervenire con appunto delle misure restrittive importanti. Infine il nodo dei tracciamenti, dice, va implementato per evitare che la situazione sfugga di mano.